storie! Quante storie! Quante storie! Mai! Quante storie! Tanto faccio vedere. Siamo in onda, dai! Buonasera a tutti quanti, a quei da Drio e a quei davanti! Buonasera a Carla, buonasera a Iole, buonasera alla Silvana, buonasera anche a Befana. E noi che abbiamo una Befana speciale, la Befana de Fregue, la Fregolana, la Befana. Viene notte con le scarpe tutte rotte, col vestito alla romana. Viva, viva la Befana! La Befana de Fregue, la nostra Vanessa è qua e se che ha vestito da Befana, fa che vedere il vestito da Befana perché non gli crede. Parcheggio. Ma se io il travestimento da Befana normale, sto qua, scusa. Sì. Ma te pare di essere vestita da Befana? Come te che fammi vedere un attimo il vestito? Sto qua sarebbe vestito da Befana. Magari vengono Befana del genere. Signore. Ecco, se che ha vestito da Befana perché l'inchiesta che Vanessa vuole fare oggi, visto che stanotte dovrà arrivare a Befana in tutte quante le case, se è travestita da Befana per andare a scoprire la vera Befana. A Befana. Esatto. Cosa avete scoperto, Vanessa? Dove sei la Befana? Ghetto fatto l'inchiesta? Si tornava a vedere dove sei la Befana? No. Ho dovuto... Ho dovuto cosa? È il moroso. È moroso? Chi? Carlo, sempre Carlo. No, Antonio, dai, Carlo. Merciano. Ti dico Carlo. No, Carlo, basta. Adesso Antonio. Ma un giorno, come consumi come i fazzoletti? Ma cosa l'avevo, Carlo? E era un puaretto, era senza... Ma te l'hai detto che era di Sky? No, invece me E sto Antonio come si sto Antonio? Come si Sto Antonio Zebeo. Zebeo. È alto, E Sky che ne hai? Pararia. Sì. Alto, bello. Attento, vedi le ciabatte a toscoetta, le taccare ai calzette nella nostra. E da squadra in giro, dato che e date da fare perché anche oggi non abbiamo combinato niente. Andiamo avanti con le notizie veloci che ne abbiamo tantissime ed importanti e naturalmente attacchiamo anche avanti le nostre calze. Calze. Chissà che arriva a Befana anche a Panoiaggi. Guarda che bei calzetti, Sensazionale. Un attimo, che sta qua, adesso dei svizzeri perché vedo che sei anche i busi qua. Domani anzi verremo le calze perché abbiamo fatto le calze per i politici importanti. Non sto a dire, chissà cosa che catteremo dentro. Domani vedremo. Sensazionale, unica, irripetibile, da non perdere, pronta la giacca col telefonino incorporato. Si sentiva veramente la mancanza. Ne arriva da Bruxelles e pare che sarà un successo, una roba insostituibile. Si tratta di una giacchetta col cellulare incorporato dentro e a fodera del coeto. Praticamente che c'è il cellulare, che dentro la fodera qua del coeto è il cellulare. Non si vede niente fuori. Ne scassai invece che c'è sconto un antifurto che impedisce che te frega il taccuin, capisci? Tutto elettronico, panna giacchetta normale, tacca sigari, capisci? Infatti all'inizio, cioè a prima vista, a prima botta, appare una giacchettina normale, ma sconta sulla schiena che c'è anche un'antenna. E nei manne che sei microchip e batterie si sconta nei tacchi delle scarpe. Bisogna che stai un pochettino attento come che te deve essere mattina e sperare che la giacchetta non venga in cortocircuito, se no ti impisci come un fulminante. C'erano notizie di servizio. Ecco, una notizia, anzi se rivolgiamo tutti quanti uomini e femmine è importante. Diamo un servizio ai mariti che ha bisogno di riappacificarsi con la moglie. Ecco. Meglio lo shampoo che le coccole del marito. Sembra che le donne italiane e le donne sia meglio farsi palpare a testa dal parrucchiere femmine piuttosto che farsi coccolare dal marito, fidanzato o al massimo amante. Esatto, farsi lavare a testa col saon e poi farsi carezzare i capelli, palpare a testa. Sì, con tutta tanta schiuma. Sembra che sia un momento altamente erotico per la donna. Anzi, si rilassa, si abbandona e si sbandona alle abili mani del parrucchiere. Ma io se sei un uomo. E il consiglio de Fregue a tutti quanti i mariti morosi o amanti è questo: la veghe più spesso a testa a mugliere, feghe voi altri il shampoo, altro che parrucchiere, la veghe i capelli anche a 2, 3, 4, 5, 6 volte al giorno e poi sugheghi cuba e sugamande rovere. I capelli, mica altro che. Andiamo con notizie spazzaura, anzi con le robe vecchie di una volta, perché avevamo fatto vedere
perché abbiamo fatto vedere prima, già in apertura, questo strumento. Che mi ha fatto un E ve lanciamo di nuovo il quiz. A cosa serve? Cosa ti avevo fatto vedere prima all'inizio cosa che serve? Trapanare i denti? No. No, non stai a dare quello che fa io. Cosa serve sta roba qua? Scrivime, telefoneme a chi che vinse, chi che indovina, che mandiamo. Una bella maglietta de frego. Avanti con notizie spazzaura, molto importanti anche a settimana, e notizie spazzaura. La roba, non cazzo di notizie. Proprio schifo sta roba. Arriva dall'America un farmaco contro la morbosa voglia del shopping. De comprare, spendere. Si è deciso sperimentare da qualche tempo in America una nuova medicina contro la febbre del consumismo rampante, che ormai ne gaccia tutti quanti. Siamo sempre a comprare tutto e tutti. A domenica che c'è più gente che va nei centri commerciali di quelli che va al cinema. E compra, sempre con sta carta di credito e col portafoglio in mano. E poi subito dopo magari te penti e se piange come coccodrilli. E siccome gli americani cercano di testare questo nuovo farmaco anche in Italia, sì. Migo ho deciso di suggerire e di fare una bella curetta intensiva a mia moglie, a mia figlia e anche a mia suocera, che è sempre tutto il giorno a spendere di me meglio che E questa medicina sembra che venga applicata come una pomata, no? Sulle mani. Così, quando che ti viene voglia di ciappare i skate, ti viene un sgranfo, no? E una paride che ti incioda tutti quanti i dei e ti perdi a voglia di spendere i nostri skate. E noi altri paghiamo e paga. E anche oggi che abbiamo la nostra Sandra Giglia, nostra astrologa, che ne parlerà di altri segni zodiacali e in particolare delle cose che un fiore come la Gigli, un tulipano come skate. Che te lo do in mano. Eccolo qua. Cosa ne abbiamo? Il leone e la vergine. Leone e la vergine. Lo tieni il fiore. Tieniti il fiore. Ti ringrazio, sai, per il fiore, però lui intanto lo tiene, grazie. Cosa mi dici del leone su Race K? Allora, il leone quest'anno non se la passa, diciamo, proprio male, neanche a grandi... Sì. Insomma, una roba meglio. Diciamo che ha un po' idee confuse. Sì. E allora quest'anno il leone sarà impegnato nel fare chiarezza su che direzione prendere, sia dal punto di vista professionale che da un punto di vista privato. I mesi interessanti sono gennaio, maggio, agosto e settembre. Invece per quanto riguarda la Vergine, fa che vedere il segno Roberto che magari ne capisca di cosa che si tratta, ecco. Allora, per la Vergine sono favoriti gli studiosi della Vergine, non so, persone che si devono laureare, diplomare o anche chi magari appunto per lavoro deve comunque continuare a studiare, essere sempre aggiornato, sono molto favoriti. E un consiglio a tutti comunque quelli della Vergine è che quest'anno non devono farsi influenzare, altrimenti le loro economie potrebbero subire delle variazioni, nel senso che per esempio per giocare in borsa si affidino solo a una persona molto molto fidata. Bene. Invece ora che i segni, invece i mesi buoni: febbraio, marzo, maggio, giugno, luglio e settembre. E insomma, per i studiosi qua pare che funziona, che funziona. Ecco. Bene, noi invece andiamo con altre notizie. Sta qua con noi altri così magari te ne dai qualche idea, mentre la nostra Vanessa si dio attaccare le nostre calze. Speriamo che stasera, speriamo che domani mattina, però speriamo che durante la notte si riempia. Arriva qualcosa. Questa notizia arriva dall'America. Ma potrebbe capitare anche qua da noi. Allora, la ragazza della Sequoia ha vinto. Giulia Hill, un nome da enfisema polmonare, ha riuscito a salvare la secolare Sequoia in un parco americano, vivendo per 2 anni. Avete sentito di Sandra sto fatto? Sopra l'albero, no, sopra a 80 metri di altezza. E gli amici che mandava su con una corda viveri, acqua, eccetera, c'era in collegamento con una televisione ambientalista e alla fine, dopo tutte quante queste dure battaglie, queste dure lotte, la società proprietaria del bosco gli ha firmato una carta impegnandosi a non tagliare più la sequoia. Si è praticamente contentai, società di tagliare invece sta altre 1250 sequoie che gli era intorno a sta sequoia qua. Praticamente adesso che c'è un deserto con la gran sequoia in mezzo.
una roba tristissima, non che niente. Ma scusa un attimo, quindi sta per stare 2 anni so se cuoio anche a mia lavorare? Sì, lavorava come lavorava per una televisione privata. In collegamento. Faceva... L'inviata pagava anche. Sì, la pagava. Esatto, come la nostra Vanessa, un'inviata speciale. Come la nostra Vanessa, esatto. Vedo che devo sistemare. Ecco. Andiamo avanti con l'ultima notizia del giorno. 2 anni di tempo per eliminare la benzina super col piombo. Un'altra notizia che è la nostra astrologa che interessa. Ecco. La Commissione europea che ha concesso all'Italia una proroga per vendere tutta la benzina super col piombo che c'era nei magazzini fino al 2001. Dopodiché basta sconti, basta rinvii, tutte quante le macchine dovrà avere a marmotta catalitica e doparare solo che benzina verde. Come a marmotta catalitica? Non è a marmita. Vabbè, dai, marmita, marmotta. O marmotta catalitica. Esatto. La benzina verde per tutti, naturalmente. Verde nel senso che è stesso colore dei nostri scarsei, con quello che costa ormai la benzina, diventa peso dell'oro. Tutto quanto deve essere catalizzato, esatto, infatti motorini, biciclette, tricicli, autoscontri, monopattini, tutto catalizzato. Tutto quanto. Basta che non mi metta anche una marmita catalitica dove che dico mi dopo siamo a posto. Meno altri, paghiamo. Siamo in conclusione, naturalmente in conclusione con le nostre previsioni del tempo e grazie agli strumenti che ne ha messo a disposizione il centro meteo regionale siamo in grado di dire senza errori come sarà il tempo per i prossimi giorni. Befana, che tempo sei che... che tempo brutto che fa? Wow, bello, è brutto che neve, che piove, vento, un freddo bestia. Ed anche si è spaccato il freddo. Io ti sto già facciare, tanto lo so tutti quanti che il tempo è il culo e i fiori, fa quello che vuoi. Ciao a tutti! Ci vediamo domani, buona Befana, metti i calzette, mi raccomando, stanotte arriva! Ma soprattutto...